Il nostro viaggio inizia, non ancora in barca, a Cordenons, dove nasce il Noncello, fiume da cui questo abitato, al pari di Pordenone, prende nome dal latino Naonis. Alimentato da numerose polle di risorgiva che confluiscono in un unico alveo, il Noncello ha creato un prezioso ambiente naturale, ricco di acque, flora e fauna, che l'uomo nel tempo ha sostanzialmente rispettato e che oggi è tutelato da un'apposita legislazione. La salicaria, con i suoi colori e numerose altre piante acquatiche, si affacciano lungo i tre fiumi fino al mare. Lungo il Noncello hanno sede importanti strutture industriali, spesso vecchie di secoli. Il fascino delle risorgive ha suggerito ad una famiglia benestante di Pordenone la costruzione a Sclavons di una villa da usare come residenza estiva. Dei grandi insediamenti legati all'uso dell'acqua, a Cordenons è rimasto, oltre alla cartiera Galvani, ancora in funzione, il cotonificio Cantoni, oggi dismesso. Quest'ultimo operava in un complesso edilizio dalla mole imponente, che non sarà facile destinare ad una nuova attività o d'utilizzo. Il Noncello, grazie alle sue limpide acque, ha reso possibile di recente anche l'insediamento di un allevamento di trote della varietà iridea di origine americana nei pressi di via Braida Phoenis. Comprova la purezza delle acque la presenza del raro gambero di fiume, un astice in miniatura. A poca distanza dall'impianto ittico si incontrano i primi natanti. Sono quelli dei canoisti cordenonesi, che di questo tratto di fiume hanno fatto la loro palestra, e ciò li ha aiutati ad affermarsi in competizioni di carattere internazionale. Una barca più grande può essere usata subito più a valle, nel Brusà, sito il cui nome potrebbe ricordare i ricorrenti incendi, che un tempo venivano appiccati con l'intento di arginare l'eccessiva invadenza dei canneti. Qui il Noncello si allarga, formando una sorta di caratteristica palude, habitat ideale per l'avifauna acquatica. Oltre alle comuni presenze della gallinella d'acqua e del giarmano reale, nell'intrico di canneti si possono osservare le varie specie di aironi, il cinerino, la garzetta e la mitticora. Un grande albero al centro della zona umida è invece il punto di riferimento chiamato garzaia per gli aironi, luogo in cui questi grandi ed eleganti volatili si riuniscono per la notte. Più a valle, il fiume e le sue rive costituiscono una parte importante del parco fluviale. Nelle acque sono numerose le trote ed è presente anche qui il gambero di fiume. Purtroppo non c'è più invece la lontra, qui segnalata nel passato. Il castello di Torre sovrasta in riva destra l'intero ambiente. Dall'adiacente area archeologica sono stati portati alla luce molti reperti, tra cui importanti sono le testimonianze pittoriche romane, ora esposte nel Museo Civico delle Scienze di Pordenone. Dal confine del Brusà si intravede l'alta ciminiera che domina il complesso tessile di Torre, oggi inattivo e in attesa di un riutilizzo.
che assicuri anche la regolazione delle chiuse. Nel canale industriale si rivedono le barche che percorrono il fiume tra una chiusa e l'altra. Dal ponte di Adamo ed Eva, così familiarmente chiamato dai pordenonesi, a pochi passi dal piccolo molo, si accede nel centro storico, adagiato su una bassa collina circondata da mura e comprendente i palazzi, le dipendenze, le corti della contrada maggiore, la loggia municipale, il duomo con il campanile romanico e il castello, alto, a dominare il porto, al quale la città deve la sua origine e le sue fortune. La svettante struttura del campanile del Duomo di San Marco, in mattoni, completa in un unicum il cuore monumentale del centro storico. Da segnalare inoltre diversi bei palazzi in contrada maggiore, alcuni con le facciate affrescate. Tra i ponti Amman e di Adamo ed Eva, il Noncello si caratterizza come oasi avifaunistica. Oltre alle altre specie, in questo luogo sono comuni le folaghe, identificabili per la macchia bianca sulla testa. Visibili sono, anche se un po' schivo, il tuffetto, varie specie di gabbiani ed d'inverno il cormorano. L'albero più monumentale nei dintorni dell'approdo fluviale è la quercia bicentenaria in Vicolo delle Mura, uno dei pochi siti che conserva tratti dell'antica cinta difensiva. Poco a monte del porto, il Noncello accoglie le acque delle rogge del Maglio, dei Mulini e Codafora. Le ultime due costituivano, oltre le mura, un'ulteriore difesa dell'antico abitato. Un altro affluente, il Rio Mai, poco oltre la sede della fiera campionaria, aumenta la portata d'acqua del fiume, agevolando la navigazione anche di barche di un certo pescaggio. Un altro affluente si incontra più a valle sulla riva destra, procedendo tra la folta vegetazione di riva, costituita da salici, pioppi, ontani, olmi e qualche quercia. Si tratta del Rio Brentella, le cui acque per secoli hanno fluidato il legname tagliato nei boschi della Valcellina. Più oltre si passa davanti alla dogana di Valle Noncello, dove ancora oggi c'è un piccolo punto di appoggio per chi si inoltra nel fiume. Sulla stessa riva sorse Villa Cirielli, già Cattaneo. Rimaneggiata nell'Ottocento con innesti neoclassici, questa interessante costruzione è stata eretta in un rialzo del terreno a Valle Noncello ed è appoggiata in un'unica volta a botte al piano terreno. Altra antica residenza dei Cattaneo, quella di Villanova, ora di proprietà comunale ed in attesa di un recupero funzionale. Il traffico di legname era nel Medioevo occupazione particolarmente remunerativa. Prima della confluenza nel Noncello, a Rorai Piccolo di Porcia, per gestirlo i Correr, famiglia che ha dato dogi ed alti magistrati alla Serenissima Repubblica di Venezia, costruirono, sulla riva destra, un grande complesso architettonico. Anche la frazione di Rondover, più a valle, costituì un punto di riferimento per tale attività. Verso sud, i numerosi corsi d'acqua costituivano ostacoli per le comunicazioni. Era giocoforza, pertanto, servirsi di traghetti.
A Roldover ne funzionava uno, anche per carri, verso Valle Noncello. Un altro sul Meduna, a cavallo dei territori di Pasiano e Prata, dove il Noncello conclude il suo breve percorso confluendo sul Meduna, che poco più avanti riceve in riva destra anche le acque del Sentirone, al confine delle proprietà di Villa Brunetta, anch'essa parte di quella costellazione di insediamenti veneziani nella nostra terra. Nei pressi del fiume, vicino a Villa Brunetta, che conserva al suo interno un essiccatoio di bozzoli, una ciminiera, dalla caratteristica base ottagonale, segnala la presenza di un vecchio impianto produttivo. Si tratta della Filanda Centazzo, insieme all'adiacente villa, oggi in corso di ristrutturazione, l'una e l'altra immerse in un parco. All'interno della vegetazione ripariale si passa sotto il vecchio ponte in ferro, ancora in uso, che ha riscattato la zona dall'isolamento. Navigando per un breve tratto, si entra nel territorio di Pasiano, dove si assiste a un susseguirsi di ville, che costituiscono, similmente a quella del Brenta, una vera e propria riviera del Meduna, certamente meritevole di un'adeguata e completa valorizzazione. Villa Gozzi, nella frazione di Visinale, si trova quasi sulla riva del fiume ed è una delle più famose residenze veneziane del Pordenonese. La sua notorietà è dovuta al fatto che fu luogo di villeggiatura di Carlo e Gasparo Gozzi, famosi letterati veneziani. La villa controllava il passo di Visinale ed il traghetto. La costruzione si distingue dalle altre per il colore rosso veneziano dei suoi intonaci esterni. Le altre ville, costruite in diverse epoche dal Cinquecento in poi, portano il nome di famiglie nobili e benestanti del luogo: Quirini, Capello Tiepolo ed altre. Il tutto immerso in parchi, dove rare essenze si mescolano alla tipica flora locale. Dopo quello di Pordenone, il primo approdo con un minimo di organizzazione si trova a Cecchini, costruito con materiali di fortuna da un gruppo di appassionati del luogo. Lo scivolo per l'alaggio delle imbarcazioni si è rivelato molto utile in occasione di operazioni di protezione civile. L'ultima azione del gruppo è consistita nel recupero di un'imbarcazione di 12 metri, trovata abbandonata nella laguna di Marano e trainata percorrendo la litoranea veneta fino al molo di Cecchini. Più a valle si può osservare il rudere della fornace di Pasiano, che in tempi non lontani ebbe notevole importanza per l'economia locale. Utilizzava come materia prima argilla del luogo e, per il trasporto del prodotto finito, la vicina via d'acqua. In paese si possono ancora raccogliere testimonianze orali sulla movimentazione di merci lungo il Meduna, mediante barconi trainati da cavalli e, in qualche occasione, dagli stessi barcaioli. Non lontano, quasi sulla riva del fiume, un maglificio specializzato in indumenti per bambini continua la gloriosa tradizione dell'industria tessile pordenonese. Più avanti incontriamo Villa Luppis, che merita un discorso a parte. Sorta come struttura conventuale dai monaci camaldolesi intorno al 1500 col nome di San Martino, ripe erupte, subì successivamente un rifacimento in conseguenza dei danni patiti nel corso degli eventi bellici che opposero Venezia agli Asburgo. Trasformata in abitazione civile, divenne durante la campagna napoleonica in Italia residenza di campagna della famiglia Chiozza Luppis.
oggi è organizzata per l'ospitalità. A Villa Lupis si ritrovano le atmosfere magiche proprie delle più prestigiose residenze venete. Verso Basiano, il corso del Meduna si fa meno tortuoso, come si preparasse a sfociare più a valle nel Livenza. Lo stemma del comune di Basiano, nella cui giurisdizione ci troviamo, rammenta le frequenti emergenze ambientali del territorio. Vi sono disegnati un albero e l'acqua corrente, che fanno immaginare l'aspetto originario dell'ambiente, caratterizzato da fitte boscaglie, dove spesso, come riferiscono antichi scritti, i banditi, provenienti da Prata e da Pordenone, trovavano comodo rifugio. Della vitalità della vegetazione ben ci si accorge navigando il fiume, che deve spesso farsi spazio, a forza, tra le piante delle rive che sporgono fin quasi in mezzo all'alveo. Per via d'acqua, nel cuore dell'abitato, si arrivava risalendo il fiume che un tempo sfociava nel Meduna, mentre oggi è deviato sul canale Malghere. Questo piccolo fiume doveva disporre di una grande quantità d'acqua per gestire l'attività molitoria, molto importante per l'economia locale. I cereali, coltivati nelle vaste campagne circostanti l'abitato, venivano infatti macinati nei mulini ad acqua e trasportati via fiume nei mercati dei centri maggiori. Le acque del fiume erano utilizzate per far girare le turbine di un impianto idroelettrico nei pressi di Villa Saccomani, ora sede municipale, costruita, si ritiene, sul sedime di un antico castello. Un disegno del Moro illustra fedelmente questi luoghi pittoreschi nel loro aspetto ottocentesco. Ma ritorniamo alla via d'acqua principale. In località Treme Acque, il Meduna si getta nel Livenza, rendendo la navigazione più facile, perché la corrente si fa meno forte. I ponti che si incontrano, colorati in tinte pastello, alleggeriscono l'impatto sull'ambiente fluviale. Qua e là, le erosioni delle rive fanno rammentare le molte piene del Meduna e consigliano di navigare per sicurezza con perfette condizioni meteorologiche. Siamo ormai nel territorio di Meduna di Livenza, che si raggiunge dopo una serie di curve e controcurve del fiume. Anche qui un vecchio ponte con un'unica campata attraversa il fiume e l'abitato incomincia fin dai pressi dell'argine. Meduna deve la sua origine alla presenza della via fluviale e agli interessi economici e strategici che essa rappresentava. La confluenza del fiume offriva a questo insediamento anche rilevanti possibilità di difesa. La raccolta configurazione urbanistica conferisce al paese l'aspetto di un centro importante. Come a Basiano, anche qui un edificio storico è stato adattato a sede municipale. Si tratta del Palazzo dei Michiel, che pur mancando di pregiati elementi decorativi, ha una sua dignità architettonica con la vicina chiesetta e l'edificio porticato, che ospita la civica biblioteca. Di notevole interesse la chiesa parrocchiale con il piccolo campanile a cuspide conica, che custodisce all'interno significativi dipinti della scuola veneta, fra cui un'ultima cena di recente attribuita al giovane Jacopo Tintoretto. Il piccolo canale, che ora prende il nome di Fossa Morta, dovrebbe costituire quel che resta del vecchio corso del fiume a Meduna, nel cui centro si ritrovano, sia pure in scala ridotta, i tradizionali porticati veneti. Lasciata alle spalle Meduna di Livenza, ci si avvia decisamente verso il vero capoluogo della navigazione fluviale sul Livenza, l'approdo di Motta. Chi si serve dell'idrovia può qui usufruire di un comodo molo, realizzato a regola d'arte e divenuto punto di riferimento per il tempo libero dei residenti. Prima di raggiungerlo, troviamo la chiesetta di San Giovanni.
Nella facciata un bassorilievo ne ricorda l'antica origine, ma il maggior luogo di culto di Motta di Livenza è la Basilica di Santa Maria dei Miracoli, meta di pellegrinaggi dal Veneto e dal Friuli. La tradizione e la storia ricordano che nella località, vicino a un capitello, all'incrocio della strada dell'Oderzo, la Vergine apparve ad un abitante del luogo. Il tempio, costruito sullo stesso posto, è significativo per alcuni dipinti, soprattutto la pala che rievoca l'evento miracoloso, con sullo sfondo l'abitato di Motta con il castello nel Settecento e per i due chiostri che la affiancano. Il centro storico di Motta è parzialmente porticato, presenta bei palazzi e una piazza caratterizzata dal municipio e dall'antica loggia. Il Livenza, fino a pochi decenni fa, passava a poca distanza e diversi disegni e pitture lo confermano, mostrando le grandi barche di trasporto in sosta. Il suo porto era lo scalo intermedio dell'idrovia ed è comprensibile che Motta ne abbia approfittato. Degni di menzione, fra l'altro, sono il palazzetto quattrocentesco, in origine uno dei 4 torrioni posti a difesa dell'abitato, e il vicino Duomo, che con il campanile e il palazzo dipinto formano un significativo ambito monumentale. A Motta è stanziato l'11° reggimento del Genio Pionieri, allocato in una caserma vicina a Livenza, accanto a una preesistenza storica adattata ad edificio di rappresentanza. Nel 1966, in occasione della straordinaria alluvione che ha sommerso migliaia di ettari di terreni coltivati, frazioni, ville e allagato l'intero centro urbano, il reggimento si è particolarmente distinto in azioni di protezione e soccorso delle popolazioni colpite. La relativa vicinanza del mare incomincia a questo punto ad essere avvertita dal Livenza. La scomparsa dei pesci delle acque fresche, che lasciano il posto alle specie marine in risalita, e la comparsa dei gabbiani ne sono la più evidente conferma. Oltre Motta, dopo la confluenza sul corso maggiore del fiume Monticano, 2 chiese sembrano poste a guardia e tutela dei traffici e dei naviganti. Quella di Lorenzaga, con il campanile eretto non a lato, ma di fronte alla facciata, proprio sulla riva del Livenza, e un'altra, in prossimità di una stretta ansa del fiume, con una vasta area verde prospicente e, nei pressi, alcuni edifici rustici, con il campanile che si riflette sull'acqua, che scorre tranquilla. Prima di San Stino, il canale Malghere, che raccoglie le acque del fiume Fiume e del Sile, e il Livenza, paiono unirsi. È stata l'opera dell'uomo a tenerli separati. È proprio l'abitato di San Stino a fare da spartiacque, con il Malghere che devia verso est e il Livenza che procede dalla parte opposta. Il Malghere è un altro punto di riferimento per l'avifauna, domestica e selvatica. Ma qui le attenzioni dell'uomo sono rivolte a ciò che può catturare sotto il pelo dell'acqua. Ci si imbatte, infatti, nella prima grande rete a bilancia, gestita da Quende una volta, un gruppo di amici che hanno a cuore le sorti non solo del pescato, ma anche le condizioni del fiume. L'ambito golenale incomincia ad animarsi sull'imbrunire. Nei periodi di luna calante e per tutta la notte si percepisce in prossimità delle rive il brusio degli argani che sollevano la rete, calata per la cattura di anguille, le prede più ambite, ma anche di guizzanti pesci di mare, in particolare i cefali, che d'estate risalgono i fiumi per poi, ai primi freddi, ritornare al mare. L'anno scorso qui è stato catturato anche uno storione, specie ormai rara, tenuto in vita per destinarlo alla riproduzione. La chiesa parrocchiale di San Stino è più vicina al fiume che all'abitato, un tempo lambito da lagune, poi interrate e consegnate a remunerative coltivazioni con importanti opere di bonifica. Se si osserva il livello dei terreni, si nota che è più basso della superficie del Livenza, che scorre in rilevato. Oltre San Stino si incontra il Ponte dei Colombi, oggi in disuso, così denominato perché adottato da questi volatili dopo la costruzione di un altro manufatto subito a monte. Tutta la tratta del fiume che lambisce questi territori appare meno tortuosa delle precedenti, probabilmente a seguito di lavori idraulici.
Dopo il ponte diventa rettilinea per circa 2 chilometri e incominciano gli incontri con barche da diporto fluviale o gruppi di canoisti. Il santuario di Sant'Anastasio, annunciato dal campanile che svetta da dietro l'argine, si trova a valle della linea ferroviaria Trieste-Venezia ed è un importante e frequentato luogo di culto. Nei pressi di Torre di Mosto, il Livenza riprende il suo andamento sinuoso. I gabbiani volteggiano nell'aria sempre più numerosi e cambia la vegetazione delle rive, dando maggior spazio alle specie lagunari. L'abitato di Torre di Mosto, con la sua chiesa e il campanile, appare compatto, con i palazzetti che si affacciano sulla piazza principale, al centro della quale è conservata l'antica pietra del bando. Poco più in là, il palazzo municipale, con la torre dell'orologio. Questo addensarsi di edifici in spazi ristretti si spiega con il fatto che, anticamente, la località era circondata da una laguna. Il paese, quindi, si è formato entro il ristretto perimetro di un'isola. Da Torre di Mosto alla Salute di Livenza e San Giorgio, uniti da un moderno ponte, il fiume scorre fra piatti terreni di bonifica coltivati a mais, soia e barbabietole. Più frequenti, adesso, le reti a bilancia. Con i loro alti tralicci segnalano il mare vicino. Occorre attendere l'autunno per vedere queste strutture in piena attività, quando le anguille si ammassano, spesso in occasione di temporali, per guadagnare il mare e i luoghi di riproduzione. A San Giorgio il navigante può trovare servizi per le barche e a valle del ponte un altro dei rari percorsi rettilinei del fiume, al termine del quale, dopo la chiesetta dei Cottoni, può approdare nei pressi del Palazzo Bianco di Ottava Presa, oggi Hotel Villa dei Dogi. Ancora una rete a bilancia e il Livenza si biforca. Per arrivare alla foce occorre tenere il timone sulla destra. Poco più avanti, i vasti spazi dell'azienda agricola Cacorniani furono fra i primi ad essere bonificati nei territori lagunari. Un ultimo ostacolo ormai si frappone al mare, il vecchio ponte levatoio, che funziona ancora manualmente. Quasi alla fine del suo viaggio, il navigatore inesperto potrebbe essere tratto in inganno da un'altra biforcazione, ma ormai, da sotto l'ultimo ponte, si intravede il mare e le barche che si avviano al porto di Santa Margherita, vicino alla foce. I pescherecci, invece, al rientro dalla giornata di pesca, appena entrati nel vasto estuario, girano a destra per immettersi nel canale dell'orologio, che li porterà ad attraccare nell'affollato porto di Caorle. Il territorio, tra mare e laguna, permette una pesca eterogenea e al mercato le varietà del pesce non si contano. L'insediamento dei casoni, un particolare villaggio di case costruite con canne e palustri e pali in legno, costituisce un ambiente caratteristico di Caorle e delle zone lagunari. Un tempo i suoi abitanti, dediti alla pesca in laguna, vi pernottavano. Nella stagione propizia, alcuni si dedicavano esclusivamente alla pesca dello storione, un pesce che può raggiungere il peso di un quintale.
e ad ogni importante cattura facevano celebrare una messa di ringraziamento. Altre modeste attività di pesca stagionale sono ancora in atto nella zona dei casoni, con scopo la cattura di anguille, cefali, passere e qualche pregiato branzino. E finalmente scopriamo Caorle, meta del nostro itinerario. In passato Caorle era un'isola e vi si arrivava in vaporetto o in barca. Rio Terà è un centro commerciale pedonalizzato, dove il turista può ammirare i colori vivaci delle case, di aspetto simile alle costruzioni isolane della laguna di Venezia. L'abitato presenta interessanti peculiarità, case addossate una vicina all'altra, come a proteggersi dalle tempeste che venivano dal mare. L'ampia piazza, conseguenza dell'internamento del largo canale, che permetteva di arrivare con la barca nel centro del paese. Il campanile romanico, di forma circolare, incorniciato a metà da una cintura di archetti su colonnine e con una base costituita da squadrati massi in pietra. La scogliera, scolpita da vari artisti. Le due spiagge, di levante e di ponente, divise dalla chiesetta dell'Angelo che si sporge sul mare. Caorle, oltre ad essere stata ed essere ancora un importante centro peschereccio dell'Alto Adriatico, è oggi un luogo dove il turista italiano, e soprattutto straniero, si ferma volentieri. Il fascino di questo piccolo centro antico ammalia il visitatore, non soltanto durante la stagione estiva, ma anche d'inverno. Nella fredda stagione è facile infatti imbattersi in famiglie che vi vengono per trascorrere una giornata festiva, per gustarsi il pesce freschissimo nelle trattorie e nei ristoranti, presenti un po' dovunque nel suo territorio, e per prendersi una sana boccata d'aria di mare. Nelle vicinanze dei casoni è stata conservata una vasta laguna, da cui ci si può muovere alla scoperta di altri percorsi fluviali dell'entroterra. Il nostro viaggio lungo Noncello, Meduna e Livenza si conclude in questi bellissimi luoghi, dopo un itinerario ricco di storia, di ambienti naturali ancora intatti, purtroppo sconosciuti a molti, soprattutto ai giovani. Farli conoscere significa recuperare la memoria della nostra storia e riscoprire tanti tesori artistici e ambientali che la nobilitano. La preziosa opera di istituzioni ed enti naturalistici sta promuovendo una sensibilità nuova per la natura. La sua tutela non è soltanto imposta da leggi e regolamenti, ma incomincia ad essere sentita da un numero crescente di persone come un dovere civico. Gli ambiti e gli ambienti del Noncello, del Meduna e del Livenza necessitano di interventi manutentivi importanti, ma soprattutto ricorrenti. Lungo il nostro viaggio abbiamo finalmente visto al lavoro dopo tanti anni, alla dogana di Valle Noncello, un'azienda specializzata nella rimozione degli ostacoli alla navigazione. È importante che a muoversi siano le istituzioni. È il segnale di una coscienza nuova che si sta formando. La speranza è che non si tratti di una fiammata isolata, ma per contro l'innesco di un incendio di iniziative e di volontà, capace di creare un turismo compatibile con i delicati equilibri ambientali di questa storica e affascinante idrovia, che anticamente collegava Venezia a Pordenone, il porto fluviale più a nord d'Italia.